non fate il rumore che sta cacciando. Ah no, cacciatore, mia moglie, avevo una mattinata che sta appresso a una zanzara ancora non l'ha potuta ammazzare. Che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Avevo un anno che sono chiuso in casa con mia moglie e non ce la faccio più. Non sono padrone manco un telecomando. C'è sempre Ida davanti alla televisione. A forza di guardare Barbara D'Urso e l'Isola dei Famosi, ormai cammina tutta la giornata col muso a culo riadina. A così. E se fai fotografie, tutta stoccata. L'altro giorno l'ho vista ferma così e ci disse: ma che hai? C'è una posa sexy. A me mi pare ernia al disco, sta a fare controllare che qualcuno buono ci disse. Mi fa: sei un ignorante. E sei andata a mettere le calze a rete. Arrivò con queste calze a rete, i sta gran cusciazza e mi fa: amore, guarda, precisa a Belen. Mi dovete credere, mi veniva i chiangere. Ci disse: amore, se la mette Belen è calza a rete. Se sta a rete te la mette tu, a coscia ti pare una mortatella. Dici: no, cretino, io ho capito, io voglio diventare influencer. Ma va vestite, che se l'influencer te viene ma a correre per ospedale. Tu sei vecchio, mi ha detto, sei vecchio. Ormai c'è TikTok. Chi c'è? TikTok! Io sapevo i TikTok, i caramelle. TikTok è un'applicazione sul cellulare dove tu balli e la gente ti segue. Tu balli e ti fai un sacco di seguaci, un sacco di followers. Io voglio un sacco di followers. Amore, tu stai scendendo followers, ascolta me. Aveva ragione mio padre quando gli ho detto: papà, è stato amore a prima vista. Mi fa: a prima vista? Racci la nataleata, ascolta me.